Bene, bene. Io però colgo l'occasione per chiamare altri colleghi della guida. Francesco Lazzarini. Dov'è? Forza, forza, signor Francesco! Avanti, avanti! Allora, Dario l'abbiamo... Oh, Mario Stramazzo! Il ragazzo Mario Stramazzo. Dov'è Mario Stramazzo? Era qua fino a un attimo fa. Eccolo, eccolo. Dove si onda? Dove Era il buffet. Venga signor Mario Stramazzo, anche per Mario Stramazzo questo primo anno con guida Magnar Ben Best Gourmet, prego, avanti. Francesco Lazzarini lo conoscete tutti perché è uno dei giornalisti della provincia di Venezia e di Padova più famosi, giusto? No? No, lei no, io parlavo di Francesco Lazzarini, si metta qua al centro così la vedono bene, vedono che facce da giannizzeri che avete. Mi rubo il microfono, Francesco, posso? Vai. Allora, dovete sapere che Francesco Lazzarini, credo fosse stato un trentennio d'anni fa, un giorno mi ha, più o meno, 40, vabbè, il tempo passa. Un giorno si è trovato in redazione uno con i capelli un po' più rossi di quelli che sono adesso e gli ha dato un volume grosso così e ha detto: "To, ciappa, impara e qua te fai tutti i titoli siete voi, F2 e poi F10 taglio". E lui è stato F2, F10 taglio via. colpa sua se ho cominciato a scrivere. Eri tu quello? Sì. Eri tu, ma poi però bisogna anche andare a far pratica, non basta scrivere, bisogna andare a mangiare, bisogna assaggiare. È qui che l'esperienza bisogna mangiare, sul assaggiare, tavolo. bere e tranquilli, soprattutto dove si sta bene, Certo, soprattutto dove si sta bene. in assoluto. Assolutamente. Dopodiché volevo dire una cosa. Certo, ti ho chiamato apposta che perché era questo? so che ami parlare. Io mi occupo di Venezia. Molti posti di Venezia sono da evitare assolutamente. Non vi dico quali, però non importa. Ma tanto No, quasi, non abbiamo tempo. quasi No, tutti. non abbiamo tempo, dai. Quasi tutti, ma c'è una bella novità secondo me a Venezia. L'ho trovata quest'anno, si chiama Zanze 16 ed è una trattoria molto creativa però, con un'equipe di giovani che sono eccezionali e della quale ne sentiremo parlare molto a lungo perché sicuramente avranno tantissimi punteggi perché stanno andando alla grande. Bene, molto bene. Invece facciamo tutti lo chiamano zio Mario perché? Perché io organizzo una cena che si chiama la cena degli sfoggetti ed è l'unica cena dove i giornalisti e enogastronomi pagano. Allora, alzino la mano chi va alla cena degli sfoggetti. 1, 2, ne vedo 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bisogna ampliare Sì. allora, bisogna lavorarci su. Beh, ma guarda che l'anno scorso a 58 abbiamo detto stop, eravamo in 58 l'anno scorso. Cioè, dopo si fa anche fatica a trovare il posto, come ben tu sai, la location che possa dare attualità, perché poi sono anche delicatini questi signori qua. Sono delicatini, Sì, ma infatti, sai, se pagano una volta almeno bisogna che mangino bene, perché sennò qualche la volta cosa, lei era i pochi conti non sfoggetti, tornano. Ecco. Perché gli sfoggetti li procuro io. Gli sfoggetti sono le piccole sogliole e le procuro io facendo una scorta, diciamo così, nell'arco di 2 o 3 mesi, li congelo e poi quando arrivano mi diamo i sfoggetti congelati. Va bene, allora, visto che state qua fermi un attimo, Francesco Turri, nuovo acquisto di Guida Magnar Ben, perché Guida Magnar Ben Best Gourmet arriva anche in provincia di Ferrara e partiremo da quest'anno con Francesco che segue. Ciao, benvenuto in questa squadra. Fate largo, ecco che si vede chi mangia bene. Io sono orgoglioso di indossare questa maglia, anche perché la provincia di Ferrara finalmente è stata annessa all'Alpe Adria. Sì. Direi che anche se siamo sotto il Po, però le abitudini,
No, beh, insomma, la Repubblica di Venezia arrivava fino a Ferrara, poi si scontrava, Certo, insomma, però insomma diciamo che... Diciamo che abbiamo alcune cose in comune con il Veneto. Speriamo di dare un buon contributo a questa cosa. Io poi dico solo una cosa, non è che avessi niente da fare, pertanto dico vado così. Io ho visto questa squadra e mi sono innamorato di questa squadra e ho detto: Maurizio, se c'è posto vengo anch'io. È così. È vero, e così mi ha detto, e così inizieremo anche la provincia Ferrara. Gli facciamo un bel applauso a questi 3 moschettieri tra Padova, Venezia e Ferrara che seguiranno e che seguono la guida. Grazie, allora accomodatevi, ci vediamo dopo.